e speriamo che vada tutto bene. Bentornati in un nuovo episodio di Spacchettatega. Oggi edizione speciale di questo format perché andremo ad unboxare, sì, ma a fare il test in anteprima di una nuova attrezzatura. La potrò testare per 10 giorni circa, quindi non sarà una recensione approfondita in ogni sua parte, ma sarà più vedere insieme tutte le caratteristiche, che cosa è in grado di fare e secondo me per chi è portata questa macchina. Ora non possiamo aprirlo lì perché mi è arrivato un bancale intero, è proprio qua dietro. Ok raga, sono veramente molto emozionato e onorato di poter testare in anteprima questo prodotto che è appena uscito. Lo state vedendo ora nelle immagini, si tratta della nuova CSC SIS, che vuol dire che è una sega da banco dentro un sustainer. Hanno creato questo nuovo banco sega digitale incredibile in ogni sua parte. Mi sono letto un po' il manuale, fa delle cose veramente fuori di testa. Cominciamo subito ad aprirlo e guardiamo insieme che cosa c'è dentro. Ah. Non vedo l'ora di aprirli raga. Ci spostiamo alla solita postazione perché mi fanno già male le gambe a star così accucciato. Via! Ragazzi, posso dirvi che non mi sarei mai aspettato di riuscire a fare uno spacchettatega del genere. Sono veramente molto emozionato. Qua, come potete vedere, abbiamo la sega vera e propria all'interno del suo sustainer. Qui abbiamo il pacco batterie con carica batterie, mentre qua abbiamo il pacchettone con il suo carrello. Ne apriamo uno alla volta, vediamo che cosa contengono e poi facciamo una panoramica di tutte le funzionalità insieme ad alcuni test. Lasciamo ovviamente il pezzo forte per ultimo. Mamma mia, che il Mario di qualche anno fa sarebbe veramente orgoglioso, nonché molto più contento di quanto io lo sono adesso. Ok, come immaginavo, all'interno, primo pacco, abbiamo questo sustainer. All'interno, che sciccheria ragazzi, che sciccheria. All'interno troviamo due batterie da 18 volt 5.2 Ah. Ne abbiamo due più lo spazio per altre due di queste e questo non l'avevo mai visto. E abbiamo un caricabatterie doppio, puntualmente con 3 buchi passanti per avvitarlo al muro nella maniera più semplice possibile. Che spettacolo. Queste sono piccole cose che in tanti caricabatterie non li fanno ancora, non fanno proprio i buchi per appenderli. Vabbè, cazzate a parte. In questo c'era poco e niente, però è il cuore pulsante di questa macchina. Apriamo! Oddio! Mamma mia ragazzi. Ah, ok. Mi aspettavo un po' di... Ah no, c'è. Allora qua bisogna tirar fuori le cose con calma, ricordandosi magari come erano messe, perché... Wow! Perché come detto è solo un test che ho questo, poi dovrò restituirle, quindi rispedire al mittente. Ok, primo cosa non abbiamo niente. Qua abbiamo la cinghia che serve da mettere sul carrello quando mettiamo i nostri sustainer per tenerla legata. Capiamo se è una cosa così importante da doverla scomodare. Belli. Qua mi sembra che ci sia l'unico pezzo che vada effettivamente montato, ok? Perché abbiamo un sacchettino con 4 viti e al 99.9% queste servono per andare a fissare la nostra manigliona. Poi non c'è altro. Manuale di istruzioni per il montaggio. Sapete che cosa penso delle istruzioni? Oddio! Ok, bello. Ok, che dire, non c'è altro qua dentro, per cui abbiamo questo grandissimo carrello. Che bello però questo MDF lavorato alla CNC, devo dire la verità. Abbiamo questo carrello che, come vedete, si può utilizzare anche così da terra, perché la macchina è pensata principalmente per i professionisti che lavorano ovviamente fuori dal laboratorio. Immagino a un parchettista che si mette lì, deve tagliare l'angolino, ogni volta alzati e abbassati, questo qui da terra ti giri, fai, ed è una... Tiri. Mettiamo giù il carrello e passiamo al pezzo forte e poi vediamo tutto nell'insieme, come si assembla, come si monta e come funziona. Mamma mia. Allora
Wow! Wow! Ah, oh mio Dio! Oh, ok, facciamo così. Oddio, no. Ok. Oh, si è staccato anche il microfono dall'emozione. Emozionante. Mamma mia, che manuale. Mettiamolo da parte. Cioè ragazzi, ci credete che dentro un sustainer, cioè comunque è fuori di testa, dentro un sustainer abbiamo un banco Sega che va a batterie, tutto, accessori e tutto è qua dentro. Eccolo qua, dentro sta cosa qui. Facciamo un test subito, vediamo quanto pesa. Bilancia va. Oddio. 21 kg di tutto. Non so, mi sarei aspettato qualcosa di più, è incredibile a pensare. 1, 2, siete pronti? Wow! Allora, signori e signori, vi presento la nuova CSC SIS50. Sono fuori di testa questi qua, ragazzi. Fuori di testa. Porca miseria. Fuori di testa. Che prodotto. Non ci credo. Non ci credo. Ok, guardiamola da vicino. Allora ragazzi, come avete appena visto è una macchina dalle qualità incredibili. A mio avviso è una cosa rivoluzionaria e incredibile per certi tipi di lavori, ok? Perché una delle caratteristiche che ha, se noi giriamo questa levetta, andiamo a sbloccare il nostro carro. Carro che ovviamente può essere accompagnato da un goniometro che abbiamo all'interno del nostro sustainer. Oltretutto, qua sopra, come vedete, ci sono due scanalature, una che è appunto per il goniometro, mentre l'altra più piccola è proprio per far passare i morsetti. Cioè, le pensano veramente a tutte. Si chiude in un attimo, si blocca in un attimo, è compattissima. Ora bisogna solo testare le sue capacità. Mettiamo le batterie e proviamola subito. Si inseriscono tutte e due le batterie e qua a fianco c'è il tasto di accensione, cioè viene alimentata la macchina perché si accende da qua. Tasto verde, wow, e si accende il nostro display. E ci chiede come prima cosa di scegliere una lingua. Mamma, ha un bel feeling questa manopola, eh? Italiano, avvia corsa, riferimento, premere a lungo. Quindi? Sta facendo sta uscendo la lama, si sta inclinando. Sta tipo facendo un check totale. Ok, corsa di riferimento completata. Premere a lungo. La lama viene retratta, c'è scritto. Lama retratta. Pezzo appoggiato. Avviare la lama. Usare il pomello verde per regolare l'altezza di taglio. Ok, quindi abbiamo dei settaggi da poter richiamare. Come vedete qua indica anche la carica delle batterie e qua abbiamo le 4 memorie. Questo tastino verde qua andiamo a selezionare l'altezza di taglio e va su di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, va su di 1 millimetro alla volta per un massimo mi sembra di 49,5. Questo perché si chiama proprio CSC50, quindi l'altezza massima di taglio che ha è appunto 50. Se premiamo invece inclina, andrà ad inclinare la lama e come vedete man mano che inclino la lama anche l'altezza cambia, proprio perché noi avevamo la lama al massimo della sua estensione. Beh, spettacolare sta roba. Io la voglio a 45 gradi, quindi l'altezza massima di taglio a 45 gradi è 35,8. Ma com'è possibile sta cosa? Che spettacolo! Come abbiamo appena detto, con questi due qua a fianco andiamo a scegliere la tipologia dell'impostazione, quindi altezza della lama o inclinazione della lama. Girando solamente il pomello ci spostiamo in questo menu. Il menu va a comprendere 1, 2, 3 e 4 impostazioni che possiamo memorizzare di inclinazione o altro. Immagino questa cosa qua molto utile magari a un parchettista o magari a chi installa infissi o porte che deve fare una lavorazione ripetuta ma non nello stesso momento. L'ultima impostazione
che abbiamo lì è la P, tipo di parcheggio, ok? Se noi la teniamo premuta, la lama si raddrizza e si abbassa ad una velocità discreta. Ok, posizione in parcheggio. Questo vuol dire che noi possiamo chiudere la nostra CSC all'interno del sustainer anche con la lama alzata di 28 mm. Finora, raga, mi sembra una stratotega questa cosa qui. Come abbiamo le batterie scariche, ora proviamo a metterla in carica, così più avanti abbiamo la carica per testarle e intanto la mettiamo sul suo carrellino e vediamo un po' come funziona. Bene, ora vediamo come sta sul suo carro e quanto ci vuole per montare il tutto. Come vedete sta comodamente su tutto il suo carro. Il sustainer che contiene il banco sega è esattamente grande come i classici sustainer, oltre che appunto essere compatibili in tutto e per tutto, perché questo qui è il sustainer, quello con le batterie. Potete semplicemente agganciarlo, mettere qua tutti gli attrezzi che vi servono da portare sul vostro luogo di lavoro, prendere e andare. Veramente eccezionale questa cosa qua. Vediamo quanto tempo ci vuole per settare tutto e metterlo in funzione. Parte il conteggio ora. Accendiamo. Basta e siamo già pronti per lavorare. Facciamo una velocissima panoramica di questo carrello. La sega la si può mettere in questa direzione, ok? In modo da avere questo ripiano, che è quello dove si appoggia la base, una volta tirato su è perfettamente alto come la sega. Quindi noi possiamo usare questa parte qua del banchetto come prolunga di appoggio per il pezzo, oppure mettendo la sega in questa posizione utilizziamo sempre il fondo del carrello come piano di uscita. Dipende da quello che dobbiamo fare. Questa è una cosa veramente molto comoda. Altra domanda che sicuramente vi starete chiedendo è magari quanto è alto il banco sega da terra sul suo carrello, e stiamo parlando di 90 cm, quindi l'altezza media di qualsiasi piano di lavoro. Nel frattempo che le batterie si stanno caricando, su Instagram vi ho posto un box delle domande per scrivermi tutte le curiosità che avete su questo banchetto sega. Sono arrivate un botto di domande, quindi cerchiamo di rispondere a tutte, tra cui una delle più gettonate è: ma quanto durano le batterie? Ora ci mettiamo qui e visto che ci sono le batterie cariche al 100%, usiamo e facciamo tagli finché la macchina non si spegne. Le batterie sono cariche al 100%, ho preso un po' di legno di scarto da poter tagliare. Questo non vuole essere un test scientifico, semplicemente vado a utilizzare la macchina con estensione della lama al massimo e facendo a fettine più legna che riesco a trovare. Sarò monitorate tutte le sessioni che andrò a fare con il cronometro e alla fine vedremo quanto durano queste benedette batterie. Dunque ho eseguito questo test sotto sforzo, diciamo, per 2 volte per avere un confronto e vedere. Dunque la prima volta è durata 18-20 minuti una carica completa, la seconda più di 25-26 minuti. Ovviamente dipende dalla lavorazione che dovete fare. In questo caso ho cercato di fare delle lavorazioni che fossero quelle più pesanti da sopportare. Un taglio passante, un taglio cieco passante su un massello alto più di 5 cm, non essenze durissime perché era larice o cedro, però comunque per essere un banco sega a batterie 20 minuti, diciamo come media, ok, facciamo una media di 20 minuti, non è male secondo me. Ovviamente dipende da quello che dovete fare. Consideriamo questo dato di 20 minuti per quello che è questa macchina, ovvero un banco sega portatile a batterie, ok, cosa che ti porti in cantiere per fare piccole lavorazioni. Me la immagino molto difficile che qualcuno la prenda e la tenga in laboratorio e non faccia mai lavorazioni all'esterno. Un conto che dice: devo allestire il furgone, porto questo, me la tengo a casa, faccio i lavoretti, quando vado via mi porto quella. Secondo me questo qui potrebbe essere il workflow ideale con cui utilizzare questa macchina. Altra domanda che mi avete fatto è: quanto taglia con il carro? Ora guardiamo velocemente tutte le misure della macchina. La macchina così misura 44 per 38,5 circa. Il carro invece ovviamente è lungo 44 ed è largo 17 cm e mezzo. Si può estendere, come vi ho fatto vedere, questa parte e passiamo da 38,5 a 56 cm. Il carro invece ha una corsa totale di 52 cm da qua
fino a qua in fondo. Per la riga invece andiamo col banco chiuso fino a 16 cm, con la prolunga aperta andiamo fino a 28 utili, perché si va proprio al limite qua in battuta. Molto bella anche la battuta perché si aziona semplicemente tirando in giù e alzando questo, e sotto come vedete ha un tirante, quindi si va a agganciare sia davanti che dietro, e questa non si muove da nessuna parte. All'interno della riga abbiamo anche lo spingipezzo che viene incastrato semplicemente così. Questa manopola invece, come tutte le altre righe normalmente, si può svitare, fare uscire questo, metterlo nell'altra posizione e fare un altro tipo di battuta per pezzi più piccoli. Sul lato destro invece abbiamo questo piccolo sportellino che si apre facilmente con una brugola da 4, che ci dà accesso al motore principale e alla possibilità di andare a sostituire in modo semplice e veloce la cinghia di trasmissione. Un'altra domanda che mi avete fatto è: si riesce a salire le scale con il carrello? Ora, non ci sono problemi a salire col carrello, non ho fatto il test ma è ovviamente fattibile. L'unica cosa che mi viene da dirvi è di non caricare troppo i sustainer, di mettere uno sopra l'altro per fare una torre gigantesca. Secondo me se andate a sega più altri 2 o 3 sustainer andate sul sicuro. Ora arriviamo alla seconda domanda più gettonata che mi avete fatto, che è: ma quanto è precisa? Farai il test della banconota? Ebbene sì, siamo arrivati a questo punto per cui testiamo quanto è dannatamente precisa. Utilizziamo questo pezzo qua di melaminico e ci dice 10.29. Impostiamo qua a 10.3. Facciamo il nostro test. E ovviamente ha tagliato tutto senza problemi. Raga, prendiamo il nostro cinquantone vero, non preoccupatevi, lo mettiamo qua, mettiamo il plexi che lo tiene premuto in giù, lo tagliamo a questa altezza e speriamo che vada tutto bene. Wow! Taglio andato alla grande, si è sbertucciato solamente questo pezzo che era quello che non toccava bene, che non aveva il supporto della tavola. Per il resto nessun problema. Ma che prove mi convincete a fare? Ma che non lo so io. Seconda domanda più gettonata di tutte: ma quanto costa questo giochino? È possibile acquistare il CSC 50 in 4 bundle diversi. Il primo è solo macchina, che costa all'incirca 2000 euro. Il secondo è macchina più batterie, che costa 2005 circa, prezzi sempre privati. Il terzo è macchina più carrello, siamo sempre sui 2005, mentre il pacchetto completo, che è quello che ho testato io oggi, macchina più carrello più batterie, siamo sui 2800 euro circa. Ovviamente sia carrello che kit batterie sono acquistabili separatamente. Bene, io spero di aver risposto a quante più domande possibili su questo breve periodo passato insieme a questa nuova CSC 50. Se avete ulteriori domande vi invito a lasciare un bel commento qua sotto. In più vi consiglio di andarmi a seguire anche su Instagram, perché proprio ieri ho fatto una live con Gianluca, un tecnico Festool, e abbiamo parlato della CSC 50, ovviamente, e abbiamo risposto in live alle vostre domande. Dura circa una cinquantina di minuti, vi consiglio di andarvela a recuperare. Con questo era proprio tutto. Io ringrazio Festool per avermi dato la possibilità di testare in anteprima la CSC 50. Ovviamente ringrazio anche i Patreon che sostengono attivamente questo mio programma, e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.